E tu? Chissà dove sei. Anima fragile. Ero in casa perché alla scossa dell'1-10 mio marito ha detto vestiamoci, usciamo e ci siamo messi in macchina dentro una piazza, quindi lì era tranquillo. Quindi quando poi c'è stata la scossa eravamo terrorizzati perché ci vedevamo le case davanti crollare, quindi il pensiero dei familiari, per esempio casa sua è in mezzo al paese, un altro cognato, quindi mio marito è andato di corsa, ha cercato di salvare insomma, chi era in pericolo. E quindi vabbè, il bimbo piccolino dormiva in macchina, quindi lui non si è accorto di niente, però purtroppo la casa è lesionata, quindi non sarà più agibile. Adesso vivete dentro le tende? Siamo qui alla Tendopoli, insomma ci siamo, almeno ieri sera c'era il riscaldamento, la luce, non abbiamo ancora tutti il materasso, la rete però. E ora tu? Non abbiamo non solo più le case ma anche la città, non abbiamo più una città e quindi non possiamo tornare alle abitudini di prima. Viviamo come i nomadi, veramente noi non sapevamo che cosa significasse vivere con queste difficoltà e adesso ci rendiamo conto di quanto sia difficile. La tua casa è stata distrutta? No, la mia casa per fortuna no. Però non posso comunque andarci per il momento perché intorno ci sono le macerie delle altre case e noi siamo stati fortunati perché la nostra casa è ancora in piedi. Io faccio l'università, facevo, adesso non lo so. E adesso? Adesso mi informerò, spero che ci divideranno tra l'università di Chieti e Pescara e ricomincerò a fare gli esami, spero di non perdere troppi anni. Santa Ruffina, 10 km dall'Aquila. Un piccolo paese abruzzese che conta 2500 abitanti, uno di quei borghi risparmiati dalla frenesia di oggi, dove il tempo scorre lento e la gente si conosce ancora. Per le strade distrutte dal terremoto oggi si vede una Santa Ruffina diversa, sepolta dalle macerie. Una cittadina silenziosa, sbarrata dai nastri bianchi e rossi dei soccorritori. Siamo arrivati in Abruzzo in un caldo pomeriggio di aprile, 3 giorni dopo il sisma che ha colpito l'Aquila. Il nostro viaggio inizia la mattina presto con le strade deserte, poi sull'Adriatica troviamo compagnia, camion di aiuti da tutto il nord Italia e mezzi della protezione civile dei carabinieri affiancano la nostra auto. Loro trasportano solidarietà, delle vere e proprie cordate di generi alimentari, tende, medicinali e uomini. Siamo partiti da Brescia stamattina verso le 7 e stiamo andando giù anche noi insieme ai nostri colleghi a dare il cambio a quelli che ci sono giù e niente, adesso andiamo giù, guardiamo quello che c'è da fare, andiamo a dare una mano. Avete già sentito i vostri colleghi che in questi giorni sono giù? Sì, abbiamo sentito, hanno detto che mancano tra l'altro generi di prima necessità e quindi ci siamo adoperati per prendere su qualcosa così e dargli una mano e portare giù generi tipo pasta, ma anche robe per bambini, acqua e via dicendo. Per i bambini, quindi anche proprio pensando anche ai più piccoli che magari sono quelli che soffrono un po' di più questa situazione. E andiamo a dare il cambio ai nostri colleghi che sono 3 giorni che sono là, che non dormono che 2 ore per notte. Da quante ore siete in viaggio? 4-5 ore, ne abbiamo ancora 2. Il volto colorato della solidarietà lo conosciamo già in autostrada, impossibile non accorgersi delle molte divise che riempiono gli autogrill. Arrivati vicino all'Aquila cerchiamo il responsabile della protezione civile di Verona. È a Pianola, al COM 4, una vera e propria base tuttofare che coordina gli aiuti della regione Veneto. Prima tappa, la tendopoli di Santa Ruffina. Arriviamo con la loro jeep, le strade sono chiuse per la maggior parte e non percorribili. Appena scese il clima sereno e festoso ci stordisce, sembra di essere al campeggio della scuola, con i cuochi che salutano sorridenti ed offrono caffè e tè. Poi alziamo lo sguardo e subito la musica cambia.
Vicino alla tenda che funge da refettorio c'è una casa con le tegole traballanti, per terra cocci di pietra e cemento. Caschetto in testa e si parte per un viaggio tra le macerie. Santa Rufina non c'è più, è sparita la seconda scossa di terremoto che lunedì mattina ha inghiottito la vita di migliaia di persone. Al suo posto è sorto un piccolo villaggio di tende blu, montato nel giro di qualche ora dai volontari della Protezione Civile Veneta. Siamo stati avvisati di dover realizzare un campo per sfollati a Santa Rufina, siamo venuti qua, abbiamo già trovato i container con le varie tende e con 30 volontari abbiamo montato circa 50 tende per 400 persone. Abbiamo dovuto predisporre anche 2 cucine da campo per servire sia questa località sia la località di Roio Piano. Ovviamente la cucina abbiamo dovuto mettere in una posizione il più sicura possibile perché le case sono tutte distrutte. Gente che attualmente vive in macchina, quindi anche con temperature molto rigide che vanno addirittura in montagna sotto lo zero e quindi si aspettano da noi un appoggio con le tende, con posti dove poter vivere anche durante il giorno. Che cosa serve qua? Di che cosa è che c'è bisogno? Beh, in questo momento servono ancora brandine, coperte per la gente. Dobbiamo pensare che ci sono gli anziani, dobbiamo predisporre cose anche per loro, i sanitari in questo momento devono creare qualcosa di più anche per i sanitari e dopo diciamo che per il momento un po' di giorni possono proseguire così, dobbiamo pensare al futuro perché la gente non può vivere sicuramente di con nelle tende. Qua l'Ordine di Malta con il corpo di soccorso ha montato un posto medico avanzato, che è questo qui blu alle vostre spalle, dove è sempre aperto un presidio medico del 118 con medici e infermieri, più un campo di volontari, questo qui dove noi dormiamo e mangiamo, e accanto c'è tutta una tendopoli qui e una tendopoli 500 metri più a valle dove ospitiamo circa 200 persone qua e sulle 400 giù di sotto, dove ci occupiamo di dargli da mangiare e di seguirle. Ecco, voi che vivete quindi con la popolazione ogni giorno, quali sono in questo momento le loro esigenze? Le loro esigenze inizialmente tanto sono quelle di riuscire a ritornare il prima possibile nelle case e ora di trovare un alloggio qui in queste tende il più confortevole possibile, cosa che non è proprio semplice dato anche il clima che è molto freddo, ancora rigido. Di giorno stiamo bene ma la notte si va a 0 gradi, per cui nonostante gli impianti di riscaldamento e tutte le accortezze possiamo prendere, ancora quindi coperte doppie o triple ancora soffrono un pochino, però più di questo non siamo in grado di poter fare.